mondo è bello appunto perché ci sono tante persone diverse. Se fossimo tutti uguali non ci sarebbero realtà da scoprire, altre culture da conoscere. Ho passato tanti giorni a piangere, mi sentivo da solo dall'altra parte del mondo, in un luogo sconosciuto, con altre culture. Dell'Africa ho ricordi meravigliosi, ma anche immagini che vorrei assolutamente dimenticare. Quando uscivo per andare a scuola per giocare c'era sangue per terra e mia madre mi diceva di non guardare, ma la vita era quella. Di mattina si usciva di casa impauriti, a mezzogiorno si tornava sempre impauriti e nel pomeriggio si sentivano spari, bombe e ogni giorno morivano persone care. Io ho lasciato il paese poco prima, ho lasciato il paese quando ero una bambina, però le tensioni c'erano, si sentivano una tensione economica, soprattutto perché c'era un'inflazione altissima, cioè i prezzi cambiavano di giorno in giorno, si sentiva un'aria strana, però cioè, da qui a pensare che sarebbe avvenuta una guerra, certo, voglio dire, credo che nessuno ci pensava, tranne forse chi già lo sapeva. Quando chiedo a mio padre di raccontarmi il motivo per cui è venuto, lui mi risponde in modo rapido e semplice: l'ho fatto per voi. Sono sempre stato dell'opinione che gli immigrati non esistono. Il mondo è di tutti.